si trattava di far crescere una categoria che praticamente nel 1966, quando io ho cominciato, erano 900 ditte nel mandamento di Castelfranco, nei 6 comuni di Castelfranco. Quando ho lasciato erano oltre 3.500. L'azienda è nata nel 1871 ad opera del mio trisnonno, perché aveva incominciato con l'arte della panificazione per necessità, diciamo, del problema del cibo, diciamo del sostentamento primario, e il pane era il primo, in pratica, il primo bisogno che c'era in pratica per sfamare la popolazione. Sono partito da giovane, scuola di disegno e imparare è fabbro. E quindi cresciuta in una bottega artigiana, quella di mio padre, diventata grande, insomma, l'ho visto come un passaggio quasi doveroso verso il mondo dell'artigianato. Erano quegli anni che si poteva, di 14, 13 anni, potevi seguire, andavi con il papà a vedere, così iniziavi a fare piccole lavorazioni. Come tutte le aziende artigiane sono nate dal garage, perché diciamo il magazzino della nostra azienda, di mio papà, era fatta su un garage di casa. È cambiato il modo di lavorare, nel senso che viene da pensare, molto spesso una parola data una volta non servivano preventivi firmati per accettazione o d'altro, era quello che si era stato detto, e poi in fiducia tante volte si faceva, come si suol dire, il conto alla fine più che all'inizio. Siamo partiti, per dire, tecnicamente da una valvola e siamo arrivati ai computer risultato. Abbiamo iniziato nel 1966 in una stanza dove non avevamo neanche i servizi. Per fare la riunione del consiglio dovevamo andare in un bar vicino. Sempre qualcosa di nuovo da risolvere e da portare a termine. Spaziamo dal confronto diretto iniziale, dagli schizzi di base degli architetti, e portiamo a termine i lavori. Di conseguenza in mezzo a questo lasso di tempo c'è progettazione, c'è condivisione, modifiche in corso che vengono fatte, i posatori stessi da gestire, la gestione del cantiere. Ci sono tanti grattacapi per il discorso di tempi, cura, oggi è caldo, domani è freddo, temperatura più alta, temperatura più bassa, un po' più umidità, l'acqua non ha gli stessi sali, tutte quelle cose là in pratica che influenzano la vegetazione naturale, e chi la cura e la segue sa benissimo di cosa sto parlando. Abbastanza spesso mi capita che nel passare e solo con la coda dell'occhio mi accorgo che una partita ai mattoni è leggermente diversa da quella precedente. In quel momento devo intervenire subito e tempestivamente per non avere dei problemi magari sulla fase successiva della produzione. Una volta, si parla di 10 anni fa, 15 anni fa, si riusciva a fare un'idea, quindi avevi anche un lasso di tempo abbastanza lungo per quanto riguarda i lavori, le lavorazioni. Adesso purtroppo l'esigenza del cliente è sempre urgente, cioè non per oggi ma per ieri. Questa correre in fretta, questo non programmarsi, ognuno deve pensare all'ultimo momento cosa da fare, deve essere flessibile, però si va avanti. Perché adesso non capisco niente, tutto computer, tutto programmi, ma comunque tutto un'altra soddisfazione, insomma, ecco, tutto programmato, invece prima si lavorava tutto col metro di legno. Nel 72 poi è cominciata l'IVA, per cui è successo il boom. Prima c'era la ricchezza mobile, poi è arrivata l'IRPEF, poi sono arrivate tutte le altre incombenze, per cui anche l'artigianato ha dovuto adeguarsi a quella che era la burocrazia in Italia, per cui c'è stato uno sviluppo necessario perché tutte le aziende dovevano tenere la loro contabilità. Il fondatore di un'impresa in genere è un pioniere, è uno che non deve aver paura di niente, che deve
deve rischiare. È come un'inventiva, deve pensare, deve creare, perché a volte arrivano dei problemi, dei lavori, delle progettazioni da fare, magari non hai un'attrezzatura adeguata, ma allora tu stai lì anche la notte a pensare e guarda caso magari la risposta viene sempre la mattina, però ci riesci. Siamo un'azienda artigiana per cui il servizio al cliente e risolvere le urgenze e gli imprevisti è un po' la nostra carta vincente rispetto alle aziende magari molto più grandi o altro, per cui certe volte il cliente ti sceglie, ti preferisce o continua a venire da te proprio perché hai questa capacità di adattarti. Essere piccoli, cioè essere un imprenditore magari singolo, dà la possibilità di essere molto versatile, essere molto flessibile. Oggi probabilmente questa caratteristica non è più performante, quindi assolutamente mantenere le proprie identità ma fare reti. Una volta le prospettive erano tutte di crescita, adesso le prospettive sono diverse, però il mondo si è allargato, c'è l'Europa, per cui hanno anche gli artigiani di adesso che vogliono iniziare, hanno una cultura diversa, mentre prima avevano la terza media, adesso cominciano a essere laureati. Quando ho saputo di essere l'unica donna in Europa a fare questo mestiere o comunque l'unica bottega di alto artigianato artistico individuale con il 90% di autonomia interna in tutta Italia sicuro, ma pare in tutta Europa. Quindi il fatto di dire è possibile. Qualsiasi attività in filiera ha una grossa base di attività artigianale. Alla mattina, prima di arrivare in azienda, comunque ti fai la lista della giornata. La prima cosa che faccio alla mattina è quella di far colazione. La seconda è quella di immergermi da subito nel mio mondo, praticamente a pensare quello che possono essere già i progetti in corso, progetti futuri, la sequenza di ordini da fare, l'amministrazione, la gestione e quant'altro. Quindi è un po' una sfida quotidiana ogni volta che si tira sulla tapparella ogni mattina che dà soddisfazione. Ti svegli la mattina alle 6:30, 7, poi vai in cantiere o da un privato e lì inizi a fare le lavorazioni. Ultimamente facciamo parecchie lavorazioni ad interni, quindi materiali un po' che sono in moda adesso, i materici, e poi per tutta la giornata rientri a casa, fai un po' di ufficio e segui tutte le mail, la burocrazia che bisogna svolgere. E l'artigiano, oltre a dover crescere professionalmente nella propria attività, si è dovuto inventare sempre di più anche burocrate per far fronte alla pressione che gli arriva dalle istituzioni a tutti i livelli. L'artigiano di una volta che stanno ancora lavorando, che non cambiano, cioè loro pretendono sempre le stesse cose da noi, non cambiano. L'artigiano giovane invece pretende, vedi proprio che vuole servizi nuovi, è alla ricerca di restare sempre all'avanguardia. Quello che può fare è darci una mano a mantenere serrate le file tra noi, diciamo, artigiani, e darci soluzioni che possono facilitarci il nostro lavoro quotidiano. Ci sono anche delle normative che ormai hanno anche qualche anno che dovrebbero essere adottate da tutti i produttori, non solamente i panettieri o pasticceri o le aziende di somministrazione di alimenti e bevande, hanno delle regole da rispettare. È giusto che ci siano, diventano un pochettino più difficoltose, però negli anni penso ci sono state delle opportunità e dei mezzi per poter gestire anche queste cose. È necessario farlo per la sicurezza nei confronti del consumatore, che il consumatore, soprattutto in questi anni, è diventato sempre più attento e più oculato sia nell'acquisto che nell'informazione dei prodotti. L'artigiano, se assistito da Confartigianato, fa il suo lavoro e Confartigianato lo accompagna a fare tutto quello che è necessario fare. Per un'impresa fare parte del Confartigianato vuol dire affrontare le sfide delle nuove tecnologie, dei nuovi servizi e quanto altro, affiancato da dei professionisti all'altezza. Abbiamo fatto in modo tale da poter investire di più nella formazione del personale stesso dell'associazione. Il corso di formazione che abbiamo organizzato per tutto il personale dipendente è un corso FSE, finanziato dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Veneto, per ottenere alla fine un miglioramento di quello che è il clima
nei confronti del nostro cliente, del nostro associato, quindi fargli provare un'esperienza positiva. Abbiamo puntato molto sull'attività esperienziale perché fondamentalmente innanzitutto ha un approccio più partecipativo all'attività e le persone si sentono maggiormente coinvolte, portano a casa di più perché rompono degli schemi che abitualmente vengono costruiti, per cui attraverso il teatro si costruiscono dei nuovi rapporti tra le persone che, abituati magari a lavorare nello stesso contesto da lungo tempo insieme, sono costretti a uscire dalle loro abitudini e dalle loro comunicazioni abituali. Lo stesso vale per l'attività in torrente, in cui appunto le persone sono costrette a uscire dal contesto lavorativo e a confrontarsi sugli stessi temi. Come leggo il contesto, come lo faccio nel lavoro, lo devo fare nel torrente. Come gestisco una squadra, come lo faccio nel lavoro, lo devo fare anche in torrente. Come affronto le sfide personali, come lo faccio nel lavoro, lo devo fare anche nel torrente. Io dicevo ai dipendenti quando iniziavano a lavorare, guardate che noi non lavoriamo per qualsiasi, noi lavoriamo sui soldi e sulla pelle degli artigiani. Quella figura che ha permesso la rinascita del paese, quindi la crescita che ci ha permesso di arrivare fin qua. E gli imprenditori sono cambiati da imprenditori sostanzialmente che sono degli artisti a degli imprenditori che ogni giorno affrontano la sfida dovute alle nuove tecnologie, alle nuove professionalità. L'esigenza del cliente è cambiata, l'esigenza è la velocità in cui il cliente ti chiede servizi e i beni stessi. La produzione che fai è sostanzialmente rimasta la stessa nelle sue caratteristiche. La differenza, il delta, è dato dal rispetto della normativa che c'è in essere e che richiede una serie di documentazioni a corredo del prodotto che implicano impegno e costanza. Occupandomi di adempimenti fiscali e contabili abbiamo visto che negli ultimi 30 anni la pressione è aumentata sempre di più dalla burocrazia, dagli impegni, dalle scadenze. Siamo costantemente in evoluzione, la tecnologia cambia in maniera molto veloce e noi siamo costretti, tra virgolette, ad essere aggiornati. Credo per tutti gli artigiani ogni mattina quando si svegliano devono pensare alla giornata. Ma sicuramente le variabili del giorno sono infinite, ma ritengo la grande capacità dell'artigiano di saper cogliere queste situazioni e risolverle, assieme sicuramente a questo voglio fare notare, assieme ad una squadra. I nostri dipendenti sono comunque delle persone che sono in grado di essere vicino a noi, di stare con noi e di far parte della nostra famiglia, dell'impresa artigiana. Alle spalle ho dei collaboratori, ho anche dei colleghi che costantemente ci troviamo in associazione o incontri, che abbiamo modo di scambiarci idee, opinioni. Questo a volte magari ci dà una mano anche in alcuni momenti non rosei, oppure ci danno dei spunti anche per vedere dove il singolo non riesce a vedere. Un luogo, prima che un ente, sono un luogo in cui scambiare idee e pensieri e in cui tracciare una linea verso il futuro. Ci sono diversi problemi in merito sia nella parte economico-finanziaria, sia nella parte tecnico, professionale, normativa. Abbiamo il fondamentale vantaggio di essere inseriti in un contesto federale nazionale e quindi di avere una rappresentatività e anche informazioni e notizie di prima mano che arrivano direttamente da dove arrivano le nuove normative, le nuove disposizioni. Le nostre competenze non riescono a far fronte alle richieste del mercato. Confartigianato, con i suoi dipendenti, con i suoi collaboratori, riesce a fornirci e a supportarci nelle esigenze quotidiane. Anche la più attenta in quello che potrebbe essere stata l'evoluzione, non solamente dal punto di vista dei mezzi che mette a disposizione, ma anche dei tecnici che ci aiutano e collaborano per i vari passaggi. Gestire risorse vuol dire farle crescere con la formazione adeguata. Parliamo di formazione a 360 gradi, quindi non solo la formazione obbligatoria, ma anche tutto quello che può essere collegata alla crescita aziendale. Con delle persone che sono all'altezza di quello che fanno riescono a tirarci fuori dei corsi di formazione che sono sempre ottimi. Aumenta sempre di più la parte normativa di formazione, obblighi e
con necessari patentini, tutta una serie di considerazioni, sicuramente non aiuta. Fortunatamente nel Confartigianato viene seguito ogni balzello burocratico nuovo e viene studiato e proposto e seguito e gestito a favore dell'artigiano, in modo che l'artigiano pensi più che sia alla sua attività di lavoro e gestione che invece di perdere tempo in quello che riguarda la parte burocratica. Andiamo dalla formazione, dalle attività di formazione in ambito, l'acquisizione di patentini di saldatura per esempio, fino ad aiutare le imprese a relazionarsi con i terzi, con gli altri, quindi parlare in pubblico. Adesso si parla di fatturazione elettronica e siamo già attualmente in grado di fare tutto quello che serve. Una pressione assolutamente notevole che l'artigiano deve affrontare quotidianamente, effettivamente in prima linea. È l'artigiano oggi ancora di più in prima linea, perché immaginiamo la globalizzazione, quindi la generalizzazione di quello che è il prodotto. L'artigiano invece continua a personalizzare la sua proposta. In prima linea per un imprenditore artigiano vuol dire praticamente svegliarsi al mattino ogni giorno ad affrontare problemi di varia natura, da problemi produttivi a problemi commerciali, esigenze dei dipendenti, esigenze dei clienti. L'associazione è cambiata tantissimo, si è adeguata ai tempi, ha ragionato naturalmente con gli eventi e sono stati in grado anzi di sostituirmi, perché come azienda individuale l'associazione, se non abbiamo un supporto del genere non riusciamo ad andare avanti. Dopo 60 anni è sempre attiva, vigile sul mercato. Perché essere a norma e al passo coi tempi, addirittura vorrei dire anticipare i tempi, vuol dire avere un'impresa 4.0. E credo che il futuro sia sempre più orientato verso un lavoro di equip, un lavoro di collaborazione tra artigiani stessi. Collaborando insieme anche in produzione, quindi anche scambiandoci qualche operatore sulle fasi di costruzione, abbiamo capito che comunque eravamo in grado di fare lavori di un certo tipo, di una certa importanza. Sviluppare certe idee, di pensarci, di trovare delle soluzioni dove probabilmente gli altri o qualcuno più strutturato non riesce ad arrivare. Crederci, ma da solo, ripeto, è difficile. Crederci assieme all'associazione di categoria, assieme ai nostri servizi che gli possiamo dare, alle nostre consulenze che vanno sia a livello professionale, a livello anche economico, con finanziamenti, con banche. Se non avevamo situazioni, realtà come queste, come Confartigianato, non ce l'avremmo mai fatta. È stimolante per il business e anche per noi comunque, perché cresciamo anche noi e questo è forse la cosa che ci tiene vivi. Vedere i miei prodotti crescere di giorno in giorno, non solamente dal punto di vista della lievitazione fisica o biologica, ma anche dal punto di vista del risultato. Passato dalla fase dipendente, anch'io con le mani, sicuro, con le mie mani, oggi ho soddisfazione perché è una famiglia bellissima, ho dato una casa a loro, ho fatto una bella officina, sto continuando. Per noi le idee arrivano verso le 5 del mattino, alle 4 alle 5 del mattino, perché è là dopo poi iniziamo la giornata. Questo è l'artigiano. Essere artigiani è un modo di essere, non è un lavoro. Quindi se sei artigiano, se cresci con una mentalità artigiana, con un modo di essere artigiano, non puoi fare altro. È un lavoro manuale, un po' estroso, si può fare quello che si vuole, è un lavoro un po' manualmente, non ci sono macchine. Essere artigiani è una scelta vincente, una scelta di vita che non è essere un imprenditore di serie B. Dopo 30 anni che lavoro all'interno della struttura, devo dire sono felice di partecipare a questa bella cerimonia del 60esimo e il mio augurio è di dire che non sarò presente sicuramente, ma di compierne altri 60 di anni. Non vorrei che la nostra esperienza andasse un po' persa, perché non è facile arrivare dopo 60 anni con i problemi
Non è facile, però io non riesco più a trovare dei ricambi che mi possono andare avanti in queste attività e per me è un patrimonio che va perso. C'è assolutamente bisogno di guardare un po' di più al passato, con la consapevolezza che il presente ormai è finito e che siamo continuamente proiettati verso un futuro che ha bisogno di professionalità e di idee.